ho detto che ieri sono stato a a Casarano. Casarano. E qua abbiamo invece il timoniere di questa Voltrese che torna a Voltri dopo un paio d'anni, che eri rimasto un po' fuori. Ma arrivi peraltro a questa presentazione dopo una grande festa a Casarano dove la gente ti acclama ancora e si ricorda di te. Ospiti d'onore te e Giuseppe Altafini. Sì, sì, sono andato giù ieri mattina e sono tornato oggi, proprio una scappata e fuga. E niente, gli amici di Casarano mi hanno invitato alla presentazione della squadra e sono andato molto volentieri perché là ho dei legami forti con tanti amici, per cui hanno fatto una bella festa e mi hanno anche accolto in maniera veramente da grande giocatore, quasi come Altafini, insomma. Peraltro quando giocavi a Casarano sei stato un grande giocatore con quella maglia, ma avevi anche qualche capello in più. Difatti tanti non mi riconoscevano, poi mi hanno fatto anche i cori, tagliati i capelli, per cui figurati. Niente, per parlare della Voltrese, diciamo che dal 2011 non sono mai andato via, nel senso che ho fatto l'allenatore fino a 2 anni fa, poi per 2 anni mi sono messo dietro la scrivania e da quest'anno mi è stato chiesto di ricominciare ad allenare, l'ho accettato volentieri perché ci sono le premesse, secondo me, di fare molto bene. Anche questa sinergia col Savona per noi, Savona e Carpi, è molto importante perché può far crescere sicuramente anche tutto il settore giovanile, scuola calcio. Abbiamo fatto questa sinergia e diciamo che i migliori ragazzi del settore giovanile poi andranno al Savona e se miglioreranno ancora di conseguenza poi andranno al Carpi, per cui è anche uno stimolo in più sia per i ragazzi che per i genitori di Voltri. È una cosa che abbiamo fatto molto volentieri per questo motivo qui, per dare appunto alla gente di Voltri uno sbocco in più per non rimanere sempre nel solito ambiente. Peraltro tu lavori molto bene con i giovani, c'è il Balla della situazione in questa Voltrese, Balla, ricordiamo, giocatore che hai tirato fuori, un fuori quota che è stato 4 anni come fuori quota, quindi giovanissimo, giocato in prima squadra. Sì, Balla purtroppo secondo me la testa non l'ha aiutato tanto perché a mio avviso poteva tranquillamente arrivare veramente ai piani alti, alti intendo Serie B, Serie A. Adesso è nel Pavia e sta facendo molto bene. Oggi la Voltrese prima squadra è fatta di 6-7 vecchietti che sono con me dal 2011 e poi tutti gli altri sono ragazzi del 2000, del 2001, del 2002 che hanno esordito anche domenica scorsa in Coppa Italia, tutti nati e cresciuti nel settore giovanile della Voltrese. Questo è quello che noi d'ora in poi vorremmo fare, arrivare magari fra 3 o 4 anni ad avere una prima squadra della Voltrese in promozione o in eccellenza, speriamo, o anche in prima categoria, fatta di tutti i ragazzi cresciuti nel settore giovanile. Sarebbe un risultato importantissimo. Quindi una squadra giovane, una squadra che hai parlato di eccellenza ma anche di prima categoria perché non vuoi... No, no, ho parlato di eccellenza prima categoria perché il calcio è molto strano. Purtroppo il calcio non è matematica, non è una scienza esatta. Ci sono squadre che si costruiscono ad agosto per vincere i campionati e poi magari retrocedono. Per cui dico, in qualsiasi categoria saremo, fra 2 o 3 anni, avere una squadra di ragazzi che sono nati e cresciuti nel nostro settore, a parte quelli più bravi, come ho detto prima, che andranno a fare i professionisti, gli altri staranno con noi a fare il campionato che ci appartiene. Ti appartiene, ma che previsione hai per questo campionato? È un campionato difficile, ci sono tante squadre che sono agguerrite per vincerlo. Voi dove vi potreste posizionare come obiettivi, ovviamente? Allora, il nostro obiettivo di quest'anno, avendo fatto questo accordo qua, è quello assolutamente di rimanere in categoria. Questo è fuori di dubbio. E poi magari vediamo strada facendo. Ho visto che le squadre del Ponente, come tutti gli anni, eh, fanno
si vede che di là nascono gli euro per terra, perché prendono, la Loanesi addirittura ha preso giocatori dalla Serie D, capocannoniere dell'eccellenza, per cui è una società già dichiarata che vuole vincere il campionato. E poi ci sono le altre, c'è il Bragno, ci sono la Sestrese che ha preso dei giocatori importanti. Sì, io parlo più del Ponente perché nel genovese si conoscono meglio, no? Però vedo che nel Ponente hanno fatto appunto dei mercati importanti, un po' tutte le squadre. Nel genovese appunto c'è la Sestrese che penso che sia la più attrezzata. Vedremo, vedremo, le sorprese poi non mancano mai, no? Grazie Fulvio. Prego.